Buonasera cari amici telespettatori, è una puntata importante che tratta un tema importante. Poco prima della presenza di Tajani qui nelle nostre terre, il 10 giugno, dove andrò a trovarlo e poi trasmetteremo da Bruxelles, dal Parlamento europeo, dal 25 al 27 di giugno e là solleveremo la questione veneta. La questione veneta in Istria e Dalmazia, ma non solo, lo Stato veneto che è stato soppresso ingiustamente, uno Stato neutrale che è stato soppresso dai francesi e smembrato dagli austriaci e dagli inglesi e dai russi. È un problema internazionale, hanno portato via tutte le nostre risorse, tutti i nostri beni e non siamo stati risarciti. I nemici della Serenissima e dell'Italia. L'Unione Europea dal 2014 al 2020 ha stanziato 1 miliardo di euro per i rapporti fra Veneto, l'Istria e la Dalmazia. 1 miliardo di euro. Non è una cifra però che basta al risarcimento dei danni che hanno subito i veneti. Presidente Tajani, e lei che è vice commissario la invito a portare all'attenzione di tutti, dei tedeschi e degli austriaci, questa grave ingiustizia. Siamo stati a Umago con il reggimento Veneto Real. Vi faremo vedere che cosa abbiamo fatto sotto il Leone di San Marco, non prima però di avervi presentato gli ospiti di questa sera che sono alla mia destra. Alessio Morosin, presidente onorario di Indipendenza Veneta. Buonasera avvocato, buonasera grazie per essere venuto qui. Poi abbiamo Paolo Bampo che è un patriota veneto. Buonasera Paolo, storico. Pregherei la regia di mandare in onda quello che abbiamo fatto a Umago, c'era anche l'avvocato Fogliata, Raise Venete, una grande manifestazione con il gruppo di Raise Venete in onore della nostra storia e della nostra identità. Compagnia, in marcia, marcia, stanca, dritta, stanca, stanca, stanca. Sanca! Siamo all'interno del vecchio Mandracchio veneziano, alla nostra sinistra la città storica di Umago con il campanile, con il Leone di San Marco che andremo a salutare tra breve. All'uscita del porto sulla destra vedrete il garofolino, cosiddetto garofolino bianco, che indica il posto in cui si è arenata la nave che trasportava la salma di San Marco da Alessandria d'Egitto a Venezia. Il destino ha voluto che i nostri popoli si unissero già all'epoca, perché grazie agli umaghesi le spoglie del nostro amatissimo San Marco furono salvate dai flutti del mare, per cui sono stati cittadini di Umago
che hanno permesso alla salma di San Marco di giungere incolume, perfettamente integra a Venezia. È un grande giorno e noi ringraziamo le autorità croate della Repubblica di Croazia che ci hanno permesso di sfilare oggi qua in pace per le due sponde dell'Adriatico, per questo grande sforzo dell'Unione Italiana di Fiume e Capodistria che ha permesso questa manifestazione. Presentor! Calma! Onori a León de San Marco! Partera, formar! San Marco! Partera, formar! San Marco! Partera, formar! San Marco! Siga de buena! Incertabile, prima! Ecco, questa è una cerimonia importantissima perché, caro avvocato Morosin, dovremmo gestire, poi sentiremo anche il dottor Bellati che parlerà, l'abbiamo registrato, dovremmo gestire come Regione del Veneto, sarà il fulcro proprio il Veneto, del miliardo di euro che l'Unione Europea ha messo a disposizione per progetti culturali, sociali, economici con l'Istria e la Dalmazia. Era la prima volta che in pace ritornava la bandiera di San Marco sotto il leone di San Marco del campanile di Umago ed è stato un fatto storico. C'era anche la rappresentanza della comunità degli italiani di Umago presente nella nostra grande unità. C'è questo Veneto che ritorna alla sua storia e per lei alla sua indipendenza. Sì, è una questione importante quella dell'indipendenza. Io credo che questo progetto però dovrà ricollocarsi in tempi brevi nel profilo che la questione dell'indipendenza sta assumendo. Sto parlando di atti istituzionali della Regione Veneto, non di atti politici di parte, dove si discuterà a breve, mi auguro anche venga approvato, un progetto di legge che vuol portare il Veneto possibilmente entro l'anno, noi abbiamo anche indicato una data, quella del 6 ottobre, all'indipendenza. Non è una cosa fuori dei tempi perché la realtà che viviamo è drammatica nel mondo del lavoro, nel mondo sociale, nel mondo dell'impresa, nel mondo della scuola, da ogni profilo, insomma, lei guardi la realtà veneta, è una situazione estremamente grave, per cui io credo che il progetto che si rifà alla Regione Veneto in realtà riguarderà
un ordinamento indipendente e sovrano che dovrà gestire in modo anche esemplare quella che è una risorsa straordinaria che deve essere messa a disposizione non di una rievocazione storica fine a se stessa o di un collegamento culturale profondo con territori che erano territori della Serenissima, ma in funzione delle esigenze, dell'emergenza che ci riguarda. Grazie, quindi io credo che avvocato. questo sia importante. Abbiamo tutta la grande storia della Serenissima, quando con 1000 impiegati a Palazzo Ducale mantenevamo e mandavamo avanti uno Stato che aveva diramazioni fino alla Grecia, amici. 1000 impiegati, ma lo spirito, dottor Bellati, dei veneti così parsimoniosi, rispettosi del denaro, il Doge doveva pagarsi i viaggi, c'era un controllo sulle spese incredibile, è un po' simile alla mentalità tedesca. Ma non è che i tempi da questo punto di vista siano cambiati tantissimo, perché se noi guardiamo, e li abbiamo pubblicati sul nostro sito osservatoriofederalismo.eu, che è quello che facciamo col Consiglio regionale, vediamo i dati della spesa pubblica rispetto al PIL in Veneto è del 31%. In Germania è del 41%, quindi la spesa pubblica, intesa come funzionari, come tutte le spese che ci stanno dietro, eccetera, è una spesa pubblica molto bassa, più bassa di quella della Germania. Il problema è che poi, stando all'interno di un paese dove tu hai delle regioni che spendono il 70% rispetto al PIL, tu hai un trasferimento imponente di risorse che dalla nostra regione e da altre regioni, in particolare Lombardia e Emilia-Romagna, va verso quelle regioni che invece sono spendaccione. Allora, trasferito sempre nella realtà attuale, se tu sei autonomo, ovviamente questo dato è un dato che ti avvantaggia. In un contesto invece dove tu devi trasferire i denari ad altri, ti trovi in una situazione di grande svantaggio, perché tu perdi una fetta importante delle tue tasse e quindi delle possibilità che hai o di ridurre le tasse ai cittadini e alle imprese o di creare infrastrutture, fare lavori pubblici che fanno ripartire l'economia, che creano produttività nel sistema. Quindi se noi vogliamo guardare a quello che potrebbe essere la situazione del Veneto rapportata al passato, vediamo dei punti che ci sono ancora oggi ma che non possono essere realizzati. Ecco perché noi, quando abbiamo i tedeschi che ci dicono siate seri, risparmiate soldi eccetera, noi diciamo sempre non dobbiamo aver paura della Germania se ci dice questo, perché noi lo stiamo facendo meglio di loro. Noi siamo più bravi dei tedeschi. Dunque ne spende. Questo è il problema. Esatto. Noi li risparmiamo ma ne li spende. Esattamente. Allora questo è un grossissimo problema, perché un terzo delle tasse esce dal territorio regionale. Quindi noi diciamo la mentalità tedesca, il modus operandi dei tedeschi è qualcosa che ci trova perfettamente d'accordo. Non siamo d'accordo quando la Germania o l'Europa danno ordini allo Stato italiano di fare certe manovre lineari che non tengono conto appunto di questi differenziali di costo delle regioni fra una regione e l'altra, e che quindi alla fine raggiungono un obiettivo perverso che non era quello iniziale, che è quello praticamente di premiare chi spende, spande, e di colpire invece gli enti che sono virtuosi. La medicina c'era già, è stato il governo Monti che l'ha bloccata, che l'ha tolta. Ed era la medicina quella dei costi standard, cioè dell'attuazione di una legge dello Stato, dell'attuazione della Costituzione italiana, quindi stiamo parlando di qualcosa che dovrebbe essere fatto, perché sono le leggi, addirittura la Costituzione che lo prevede, che era quello del federalismo fiscale, che avendo i costi standard cosa sono? Il controllo feroce di quella che è la spesa di tutti gli enti, arrivando fino al più piccolo comune, verificare, paragonare e fare in maniera tale che chi spende troppo rispetto a quello che dà venga ridotti i finanziamenti, i trasferimenti di denaro. Tutto si è fermato. Intanto godiamoci un po' di storia veneta, ce n'è da essere fieri di questa grande nazione che è la Repubblica Veneta nella storia, e facciamo squadra perché assieme potremo fare e potremo ottenere grandi risultati. Luigi, io credo che la risposta sia molto semplice, nel senso che possiamo teorizzare varie formule economiche, varie formule di produzione, di finanza, ma la sostanza qual è? È che l'economia reale e produttiva è stata sostituita con un'economia finanziaria virtuale. E qui praticamente non è più il lavoro, non è più la produzione, non sono più i fatti reali quelli che contano, ma sono solamente, come dicevi tu, tutti i giochetti che stanno dietro la politica, che stanno dietro la tecnocrazia, che stanno dietro i palazzi dei governi, di tutti i governi, non di uno in particolare, e quindi anche di quello europeo.
Morosin e Val de Gamberi. Sì, due considerazioni sulla realtà drammatica nella quale ci troviamo. Parto da un dato che era stato reso noto 5 giorni fa. L'agenzia di rating, quella che classifica le realtà socio-economiche dei vari paesi e anche delle regioni, nel caso Fitch, 5 giorni fa ha detto che il Veneto si merita solo la tripla B, quindi vuol dire un livello molto basso. Però curiosamente, andando a vedere nelle motivazioni che ci sono dopo questa qualificazione, dicono che il Veneto sarebbe la tripla A se fosse una realtà indipendente. Sarebbe meglio della Svizzera, questo non lo diciamo noi, lo dice l'agenzia di rating internazionale Fitch, con tutto il rispetto perché le agenzie di rating non hanno una buona nomea, però prendendo il lato buono della valutazione, dell'approfondimento, deve far pensare molto questo, perché è una valutazione, ripeto, che ha una sua grande rilevanza. E in un momento di difficoltà dove le imprese, il lavoro, quindi il tessuto sociale migliore di questo territorio sta soffrendo drasticamente, se un'agenzia internazionale di rating ragiona in questi termini vuol dire che indipendenza è una necessità, anche se loro non parlano di indipendenza. Il secondo rilievo, sempre sugli argomenti che sono stati trattati. Fino a poco tempo fa uno Stato si qualificava tra le altre ragioni perché aveva il controllo della moneta, abbiamo parlato della zecca, perché aveva un controllo anche popolare attraverso la rappresentanza parlamentare di quella che è la gestione del fenomeno della moneta. Oggi, signor Gandhi, dottor Gandhi, abbiamo una realtà drammatica e paradossale. Abbiamo la moneta che è in mano agli Stati, non gli Stati che hanno la moneta. La moneta che ha in mano gli Stati. Questo è il dramma, vuol dire che non c'è più un controllo popolare anche dei fenomeni che sono collegati alla gestione della moneta, perché la moneta che cos'è in fondo? Non è ancorata alla materia aurea, all'oro, almeno in Europa non è così, e quindi è un qualcosa che al quale bisogna dare credibilità in base a una serie di fattori che non sono oggetto neanche quelli di controllo della sovranità, perché il Parlamento europeo, e finisco, nel quale io e lei andremo per dimostrare che bisogna cambiare anche là radicalmente, di fatto non è un Parlamento sovrano che ha capacità di condizionare e di controllare la gestione del fenomeno moneta. Bene, grazie all'avvocato Morosin. Stefano Val de Gamberi. Quello che ha detto Morosin è un aspetto cruciale. Oggi bisogna riportare il primato della politica, nel senso nobile del termine, di rappresentanza della volontà popolare, democratica, sull'economia e sulla finanza in primo luogo. Le parti sono invertite, cioè la politica si è staccata dalla finanza, anzi la finanza dà ordine alla politica. E questo è il paradosso in cui siamo... Allora, fammi una riflessione. Ma credo innanzitutto che sia sempre sbagliato seguire le mode. Oggi andava di moda l'antipolitica, benissimo, ha vinto il partito che ha gridato di più. Però anche Indipendenza Veneta che ha fatto alleanza con i comunisti. Ma non c'entra le alleanze. Hai fatto anche tu alleanze con i comunisti, però. La politica. Luigi, scusa, fammi fare una piccola riflessione. Questo è un dato nazionale, signori. A Vedelago, quando va in onda Sky, tutta Italia è successo un fatto unico, cioè partiti di sinistra, partiti di estrema sinistra hanno fatto alleanza con gli indipendentisti che sono rappresentati qui da Morosin. Dopo mi dai la parola, certo. Però. No, avete fatto alleanza sì o no? Io per cortesia avete fatto alleanza sì o no? Noi per l'indipendenza l'alleanza la facciamo anche col demonio, viva Dio. Quindi ci aspettiamo dal sindaco di Vedelago, Cristina Andretta, azioni eclatanti a favore dell'indipendenza, e i comunisti e il Partito Democratico dovrà sostenere le azioni di indipendenza, altrimenti dirò che anche loro là sono per governare. Hai capito? Paolo Bappo. Sì, la politica comunque sia è sbagliata perché divide la gente in pro e contro. C'è un tifo politico che è un tifo partitico che è sbagliato. Il tifo deve essere sulla progettualità. Il problema quindi qual è? È quello che i partiti non hanno un progetto politico. Il progetto politico è solamente un progetto istituzionale, di struttura, di costruzione, di architettura istituzionale. Se non c'è quello, è inutile fare un'elencazione di provvedimenti. I provvedimenti non creano
un programma. Il programma è sempre riferito a un modello di Stato. Se non c'è il modello di Stato, ognuno va per conto proprio e allora è logico che la politica diventa antropomorfica, cioè somatizza l'uomo, la gente che vota il telefonino di come si chiamava quello, il telefonino qui, il sindaco Bertinotti, il sorriso di Berlusconi, vota quelle cose lì, non vota le idee. Il problema quindi è sulla struttura dello Stato che si vuole creare e da lì deve discendere tutto, non si può partire dai provvedimenti spot, è questo che è sbagliato nella politica, dove i politici sbagliano, per cui è inutile dire 600 parlamentari sono troppi, ce ne vogliono 400, perché 400 e non 200 o 750? È inutile sparare dei numeri a caso, è ora di finirla, è ora di dire quanti ne servono, perché dobbiamo fare questa cosa qui, quest'altra cosa qui e questa cosa qui. È inutile dire ognuno è più bravo e spara il numero più basso. Bene, io dico servono 37 parlamentari, ma perché 37 e non 750? Bene, grazie Paolo. Alessio Morosin. Volevo portare così una nota anche interessante. In Italia, oltre alla rinuncia alla sovranità di cui si parlava prima, in funzione di un'Europa che ormai o diventa un'Europa politica e con istituzioni governanti oppure non ha più senso che teniamo l'Europa, sostanzialmente o destrutturiamo gli stati e diamo vita ai popoli, come diceva bene anche Stefano prima, oppure è inutile che e costruiamo contemporaneamente l'Europa, oppure stiamo giocando con un tema delicato. Io le ricordo un aneddoto incredibile. In Italia chi governa attualmente è solo la burocrazia. Una burocrazia, l'alta burocrazia, che ha pervaso, come noi possiamo vedere costantemente, come descrivono editorialisti come Galli della Loggia ed altri costantemente nel Corriere, che ha impedito anche ai bocconiani di dare attuazione a quei pochi progetti confusi che sono stati dannosi poi, che avevano messo in campo, perché neanche il 20% di tutte le proposte delle norme messe in campo per il Salva Italia dal governo precedente, dal governo tecnico, hanno avuto attuazione. Io le ricordo un aneddoto bellissimo che mi ha veramente scosso, che è accaduto una decina d'anni fa ad un convegno a Mestre, dove era ospite Luciano Violante, lei lo conosce. A fronte di una domanda di un imprenditore giovane che gli diceva: ma sta burocrazia ci sta massacrando, il Veneto è bloccato nella sua spontanea imprenditorialità, nella sua vivacità socio-economica, sa che cosa ha detto il grande, ma secondo me grande nel senso negativo del termine, Luciano Violante? Ha detto: guardi, dice, l'Italia in questo momento possiamo rapportarla al calabrone. Dice: lei conosce il paradosso del calabrone? Il calabrone è quell'insetto, no, che dice viola tutte le leggi della fisica perché però vola. Ha usato questa metafora per dire sostanzialmente che in fondo non vi piace l'Italia, è il calabrone che viola tutte le leggi, la legalità costituzionale, ordinaria, che viola tutti quelli che sono i principi che legano il patto sociale tra i cittadini. Non mi interessa nulla, è come il calabrone, eppur vola, viola tutte le leggi. Allora noi dobbiamo mettere nella testa del calabrone, o di qua o di là. No, mettere il cappuccio, sa come si va a prendere le farfalle, prendere il calabrone e metterlo dentro. Perché noi dobbiamo tornare ad essere veramente titolari della sovranità popolare, altrimenti è una mera enunciazione. E noi andremo in Europa a fare anche queste azioni eclatanti, oltre che con Val de Gamberi andremo sotto il municipio di Vedelago e chiederemo con la bandiera veneta al sindaco Andretta di iniziare le azioni di indipendenza del Veneto, e penso che crollerà tutto i comunisti, il PD. Sostengono l'ordine del giorno, del progetto di legge che ha firmato per primo. Era quello che volevo, amici. La sinistra giacobina in Italia mantiene l'unità nazionale, in Veneto una parte della sinistra è già d'accordo per l'indipendenza del Veneto. Quindi, caro Maurizio, anche qua mi pare che sono due azioni un po' confusionarie. Un po' diciamo antitetiche. Se anche sono machiavellici a me non interessa, basta raggiungere il Rinaldo e anche l'avvocato che non sapevo, è nata questa sera qui da noi questa idea, si aggregheranno delle forze importanti, ma noi andremo in Europa non per essere i camerieri, ma andremo per pungere un po'
portare anche le proposte che devono avere attuazione immediata. Sì, ma credo che questo sia lo scopo, non tanto per fare una sceneggiata o una manifestazione fine a se stessa per poi, immagino, per fare uno spettacolo. Lei non ne ha bisogno perché già, ecco, io credo che lei voglia, proprio perché è collegato a delle realtà propositive come Union Camere, dottor Bellati, che ringraziamo non mai abbastanza, perché è uno che sta facendo conoscere qual è la realtà del Veneto e quali sono le soluzioni possibili per arrivare a una risposta ai problemi che stasera abbiamo solo accennato perché la trasmissione non lo consente, che sono drammatici, quelli della povertà della gente, perché non abbiamo detto stasera, e forse non è il modo migliore che io lo tiri fuori adesso, ma il numero di suicidi che abbiamo avuto di imprenditori e di lavoratori nel Veneto non ha avuto pari in nessun'altra regione italiana, e ci sarà pure una ragione per cui questa situazione ha una responsabilità politica, c'è una responsabilità politica gravissima, e il primo elemento purtroppo della responsabilità è quello di non aver visto che attraverso la tassazione non si risolvono i problemi. Tra l'altro i bocconiani famosi hanno sbagliato, hanno toppato grandemente Gandhi. Pensi che solo per stare all'ultimo dato l'aumento di un punto dell'IVA nel corso del mese di gennaio ha monitorato una minore entrata di 1,2 miliardi di euro, e adesso ci vengono a dire che a luglio dovranno aumentarla dal 21 al 22, forse al 23 per recuperare i soldi. Ne avranno 4 miliardi in meno, non quello che ha detto Bortotti, non è finita, bisogna, ogni anno aumenteranno delle tasse finché crollerà il sistema. Questi sono i piani segreti della Merkel, questi sono i piani segreti della Merkel. Io auguro e mi auguro che vincano delle forze in Germania che diano denari ai popoli, non che li sottraggano come la Merkel. Lei lo sa, avvocato, che io sono sempre stato schierato. Ebbene, io dico che non mi piace questa Merkel, non mi piace la sua politica e non mi piace quello che questa Germania fa al nostro popolo. Bampo, in chiusura. Posso tornare al titolo? Certo. Io credo che il Veneto oggi abbia subito 70 anni di soprusi da parte di un'Italia matrigna, un'Italia che ha sempre favorito altri. Allora io dico una cosa, dobbiamo vedere la possibilità intuita e esplicitata da Morosini e dai suoi compagni di partito di creare una nazione veneta, uno Stato veneto. Grazie. No, scusa. Ruggero, siamo già a chiusura, dimmi, veloce ancora. Questo perché? Perché ad esempio io che vengo dalle Dolomiti, dalla montagna, la montagna ha sempre avuto un referente che era Roma. Roma ha sempre disatteso qualsiasi richiesta della montagna. Ebbene, il Veneto sicuramente...